Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Dunque, giovedì 28 gennaio ci vediamo questa sera a Ring alle 21. Tra l'altro avremo una lunga intervista con il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Lo intervisteremo, ci saranno tra gli altri ospiti anche il direttore del Piccolo del Messaggero Veneto, Omar Monestier, insomma tante altre cose, il medico Andolina che racconta la sua malattia, le conseguenze del Covid. Oggi è il giorno in cui dobbiamo vivere e raccontare molte cose, vediamo come funziona qua, insomma adesso scoprirò, anche perché dopo questa settimana, dopo l'intervista a Zaia, ora sentiamo anche Federica, vediamo che cosa sta succedendo per quanto riguarda il Veneto, ma insomma dobbiamo cominciare da una cosa più importante che abbiamo scoperto nella giornata di ieri, tra i vari temi, le aperture, insomma dopo vediamo che cosa, il senatore in leasing, questo veramente non l'avevamo ancora visto. Cioè il fatto che praticamente siamo arrivati a questa alta politica per cui scopriamo che siccome il famoso gruppo che doveva nascere a sostegno, che è nato a sostegno del Premier Conte, che sono quelli che già avevano votato la fiducia, di fatto nulla è cambiato, non riuscivano ad arrivare a 10, non si mettevano d'accordo due senatrici, dopo raccontiamo tutto, nasce il senatore in leasing, quello a noleggio a lungo termine, quello prestato, diciamo, quindi in qualche maniera il Partito Democratico presta un proprio senatore a questo gruppo perché possa raggiungere il numero di 10 necessario al Senato per formare un nuovo gruppo. Fantastico. Sono un po' stanco, Paola, sì, forse è vero. Buongiorno, buongiorno a tutti, ma comunque ci vediamo questa sera perché c'è Ring alle 21, vi dicevo, con Massimiliano Federica. Dunque, prima di arrivare al senatore leasing a raccontarvi come la Cina si sta comprando il nostro paese che ormai è all'asta, e dopo racconteremo i numeri dopo questa intervista al comandante della Guardia di Finanza del Veneto, Giovanni Mainolfi. È una cosa che ha fatto veramente, cioè, ti strizza le budella, è una cosa che ti fa talmente tanto arrabbiare sotto i nostri occhi, è così da anni, in qualche maniera lo sapevamo tutti, però leggerlo, vederlo nei numeri e pensare che andiamo a comprare le mascherine lì, che andiamo a comprare i vaccini lì, che andiamo adesso ad stringere raccordi, che va avanti la via della seta, ci sono tutte quelle cose per cui ovviamente uno dice: ma com'è se questi che vengono qua fanno questo tipo di economia senza rispettare le nostre regole? No, Sandro, assolutamente no. Cos'è che dite? Buongiorno, a stasera, Massimo. Avarino sindaco, oh, Sandro, per carità, già faccio male il lavoro del giornalista, lo dico sempre. Buongiorno a tutti. Allora, vediamo che cosa c'è sui giornali di oggi. Come potrete immaginare, poi un po' è arrivato questo video dirompente dell'ex premier Matteo Renzi, di ritorno dall'Arabia Saudita, che se la prende, dice quali sono i problemi di questa annata, ovviamente l'economia che è crollata, questo governo che non decide, insomma la priorità è l'educazione, il piano di vaccinazione, le primule non servono, tutto questo racconto che lui fa in 7 minuti di video, nel quale si percepisce la strategia, dice, e comprende il Partito Democratico che ieri era riunito in una direzione in cui si dice assolutamente con il Movimento 5 Stelle dobbiamo andare avanti, e che è il tentativo di Renzi adesso di cercare di spaccare lì, quindi il PD in qualche maniera, il Movimento 5 Stelle in qualche maniera, le voci che circolano e fa circolare Renzi da giorni del fatto che non ci sia necessariamente Conte, ma che possa essere Di Maio il premier. Ricordate quel tentativo di Salvini dopo il papete? No, ma fai tu, allora torniamo insieme, diceva Salvini a Di Maio, e fai tu il premier. Ecco, è un po' la stessa cosa adesso, cioè Renzi dice per spaccare il Movimento 5 Stelle perché Di Maio non è amato da tutti, per indebolire anche il Partito Democratico, per trovare uno scenario possibile alternativo. Insomma, Di Maio, fai tu il premier. Non lo dice esplicitamente, ma gira nelle chat, gira nelle ricostruzioni. Insomma, questo è il tentativo di Renzi adesso, indebolire gli altri, probabilmente politicamente, per poi riuscire finalmente a convincerli a fare il governo delle larghe intese, tanto che si vocifera, ed è tra le varie ricostruzioni, mi pare su Repubblica oggi, quello di fare un ticket tra Draghi e Gentiloni. Quante volte è, da quante settimane è che diciamo che tanto alla fine sarà il governo delle larghe intese, un governo allargato, perché è l'unica possibile e probabile soluzione in questo momento? Oggi che Crosetto di Fratelli d'Italia ancora su Repubblica dice per gestire il recovery plan bisogna fare una bicamerale, quella commissione, diciamo, che in cui ci sono un po' tutti dentro, sia Camera e Senato, e come quasi una commissione costituzionale, ovviamente, no? Ed è quella
che può gestire questo finanziamento pazzesco di cui sapete Salvini vorrebbe prendere solo i soldi a prestito, non i 2/3, solo i soldi di investimenti e a fondo perduto e non i 2/3 di prestito. E quindi ecco perché cito la bicamerale di Crosetto, perché sembra un po' il tentativo di allargare a tutti nelle ultime ore, anche perché questo gruppo non c'è, le consultazioni vanno avanti, domani sera in teoria finisce il giro, quindi dovremo sapere o scoprire se il premier incaricato è ancora Conte oppure si fa un preincarico con Fico per capire come stanno andando le cose. Renzi e Conte, cosa dice Antonio? Litigano a chi deve vendere l'Italia, gli arabi oppure i cinesi. Lettura interessante. La senatrice slovena venduta per tenersi la poltrona, meglio i tempi di Berlinguer Almirante, avevano ideali profondi e si rispettavano. Sì, non diciamo venduta, Sandro, perché è brutto, abbiamo citato, diciamo, è in leasing, è in prestito in questo momento a un gruppo differente. Fai il tuo lavoro in maniera esemplare, Evala. Giuliana, ciao Ferdinando, ma la gente non si sente presa in giro da questa politica imbarazzante? È la politica parlamentare, e la politica parlamentare prevede che succeda anche che succeda questo, esattamente questo. Il tema è: va bene? È uno spettacolo degno? È alta politica? Questi sono i temi di cui dobbiamo parlare. Oppure è meglio trovare subito un altro premier, perché guardate, oggi le aperture e fare larghe intese, perché al voto abbiamo capito che non ci porteranno mai. Il Gazzettino, sale il governo, sale l'ipotesi Di Maio. Il Corriere, alta tensione con Renzi, è quella che vi ho spiegato un pochino poco fa. La Repubblica, Conte, PD e 5 Stelle non bastano, e c'è il famoso gruppo appunto che nasce. Questo famoso gruppo è veramente interessante e ci torniamo. Il Veneto ha un RT di 0,62 e il Friuli Venezia Giulia di 0,68, quindi immaginiamo e speriamo che settimana prossima si sia gialli in Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Si liberano gli ospedali, crolla il numero delle terapie intensive, e questo è un po' il racconto di quello che sta succedendo in queste due regioni. Fico Premier è quello che traspare. Sì, Andrea, è una delle voci diciamo delle ultime ore, ma in realtà forse per l'incarico ispettivo, no? Come si fa in questi casi, per andare a vedere se ci si trova una maggioranza alternativa. Fico Premier, su questo non mi esprimo. Per quanto riguarda la Bonino invece e il ruolo del Partito Democratico, si fa una semplice domanda oggi sul gruppo Gedi, che è quella che ci stiamo facendo qui da settimane: ma perché per forza Conte? Va bene, è il premier ancora più gradito nei sondaggi dagli italiani, ma cosa vuol dire? Solo questo il valore? Perché il Partito Democratico si impicca perché ci sia assolutamente Giuseppe Conte premier? Serve un altro leader, dice Emma Bonino, che non ha mai votato la fiducia nemmeno stavolta. Draghi, le chiedono, magari, risponde Emma Bonino, l'amore del PD per il Movimento 5 Stelle è incomprensibile, dice Emma Bonino. Quindi in qualche maniera è più facile, dice Emma Bonino, avere a che fare con i sovranisti, in questo caso per lei i populisti, in questo caso per lei il Movimento 5 Stelle, piuttosto che stare a cercare altri riformisti e creare una maggioranza invece seria e coesa. Fabio, che dice? Poi vi raccontiamo di questo gruppo meraviglioso. In tutto ciò non vi è alcuna luce in fondo al tunnel per l'Italia reale. Bravo, i commercianti continuano a morire, schiacciati dai debiti, dalle spese, e noi di cotta forza di stare in casa. Mandato esplorativo, bravo, esatto Andrea. Sanno benissimo che se si va alle elezioni il 70% deve trovarsi un mestiere, i listini bloccati non sono per tutti. Sì, è vero, però la legge elettorale sarebbe quella ancora con i listini bloccati, anche se non per tutti. Averino, buongiorno, sarebbe... No, per carità, Walter, non diciamo cose di questo tipo, il colpo di Stato no. Buongiorno, secondo te c'è qualcuno che si prende la briga di essere premier ora? Si butta male, non tutti se ne... Infatti è quello che diciamo anche qui, Draghi, siamo sicuri che si vuole mettere in questo totale macello. Franco ha ragione, purtroppo sempre il gatto pardo, tutto cambia perché tutto torni come prima, non esiste più la politica, esiste un branco di incapaci che si credono Dio, Manuel. Allora, di Renzi vi ho detto, la storia, poi voglio arrivare ai numeri dei cinesi invece, perché è molto interessante. Se riusciamo stasera la riproponiamo anche dentro a Ring di Tele4, l'intervista al comandante della finanza su come la Cina si compra l'Italia. Benissimo, questo famoso gruppo dei responsabili che è nato ieri non trovava il decimo, e sono necessari dei 10, sapete, al Senato per formare un gruppo, erano fermi a 9, poi si aggiunge alla fin fine, si
come litigano la ex berlusconiana di Ferro Rossi e la Lonardo, moglie di Mastella, perché la Mastella vuole che questo gruppo si chiami Europeisti, Mai e Centro Democratico e Noi Campani, quindi voleva il simbolo suo del marito, Noi Campani. La Rossi dice assolutamente no, non è che possiamo fare il nome tipo Treno, no? E quindi alla fin fine non si mettono d'accordo, litigano, la Lonardo non entra in questo gruppo e non si trova il decimo. Se non si trova il decimo, per quello dicevo ancora non si riescono a fissare le date diciamo, gli incontri delle consultazioni, non si riesce a trovare un modo di capire se questo gruppo c'è o non c'è. Alla fine è nato ieri, è nato come? Con la senatrice Leasing. Rina, bellissima intervista, quella al comandante immagino, certo, poi la facciamo vedere anche oggi sulla Cina, ne parliamo adesso. La senatrice in leasing, quindi il Partito Democratico presta una senatrice che passa dal gruppo del PD al gruppo dei cosiddetti responsabili dicendo non vedo l'ora di tornare nel PD, perché giustamente la senatrice triestina Tatiana Rojc, di origini slovene, dice io non vedo l'ora di stare al Partito Democratico, però me lo ha chiesto Zingaretti, e quindi abbiamo la senatrice in prestito nella speranza che, nascendo il gruppo di quelli che già hanno votato la fiducia, quindi non cambia niente, arrivi qualcun altro che questa fiducia ancora non l'aveva votata. E per esempio c'è questo Vitali, come si chiama, senatore ex forzista, ma in realtà cambiamo, che è della Puglia, e poi De Falco, che De Falco al suono di Torna a bordo, sappiamo benissimo cosa è successo con la Costa Concordia, ormai ha girato un po' tutti gli scenari dal Movimento 5 Stelle ad altri, ma insomma è lì dentro. E questo è veramente l'alta politica di cui ci hanno parlato. Il senatore in leasing con nulla a che vedere, insomma, a dire per la povera Tatiana Rojc, ma questa è l'alta politica, il senatore in leasing, in prestito a noleggio a lungo termine per fare un gruppo in cui non vuole andare nessuno. Cioè, questa è l'alta politica di cui stiamo parlando, e dovrebbero gestire 209 miliardi dei nostri soldi e le nostre speranze per il futuro. E allora davvero credo che l'unica soluzione sia quella del governo larghe intese. Avarino, Cattinara, cosa dicono? Walter, mancano gli scaffetti per i nuovi assunti, la direzione già avvisata non fa nulla, va bene. Allora Rino, allora venduta, non è venduta, perché Ferdinando, ci lamentiamo tanto, ma non c'è modo per mandarli a casa, cosa possiamo fare noi poveri italiani? Niente, non ci fanno neanche votare. Tutto bene, ma oltre a far morire lo Stato reale, dice Ignazio, si continua a parlare e fare i bandi per i tendoni da circo chiamate primula, esatto, inutili padiglioni, ci costeranno 60.000 euro a postazione e via dicendo. Sì, ed è quello che dice per esempio, è ovvio, invece di fare un piano di vaccinazione serio e corposo, perché sarà un macello tra poco, anche perché speriamo davvero di avere questi vaccini, e quindi dopo cosa facciamo? A 20.000 dosi al giorno, a 30.000 dosi al giorno, a 50.000 dosi al giorno, e dovremmo fare almeno 400-500.000, dovremmo avere questa capacità che c'è per chi lo vuole fare, lo diciamo sempre, e raggiungere questa benedetta immunità di gregge. Bene, siamo andati troppo lunghi e chiedo scusa, anche se ci vediamo stasera, vi ricordo a Ringo, un colpo di mano di Mattarella sarebbe possibile? Difficile, Fabio, che lo dia al centrodestra, secondo me. Dobbiamo ricordare che Mattarella è stato eletto dopo la rottura del patto del Nazareno, e quindi sostanzialmente con una spinta di Renzi, quindi quel movimento che aveva organizzato in Parlamento di sostegno a Sergio Mattarella. Conterà questo nelle consultazioni? Non lo so. Stamattina loro, Italia Viva, all'incontro con Mattarella, lo dicono da giorni, non faranno un nome, nessuna pregiudiziale. Io penso invece che spingeranno per il governo di larghe intese, come ormai pare chiaro. Allora, cosa dice che il comandante del Finanza in Friuli Venezia Giulia, che ci sono del Veneto, scusate, Giovanni Mainolfi, 40.000 cittadini in Veneto residenti cinesi, 10.000 sono partite IVA, uno su quattro è partita IVA, hanno un'infedeltà fiscale queste aziende del 58% che dichiara reddito zero, il 21% dichiara reddito sotto i 6.000, 58 più 21 arriviamo praticamente all'80%, quindi c'è qualcosa di strano sulla tassazione. Una fedeltà valutaria, restano qua i soldi? No, 600 milioni negli ultimi 10 anni sono usciti dall'Italia, usciti dal Veneto dopo i commerci, diciamo, cinesi. Contributi non versati, dice il comandante della finanza Mainolfi, per quanto riguarda il mondo cinese, contributi non versati per 230 milioni in 10 anni, prendono la cassa integrazione
e fanno lavorare il proprio dipendente cinese, cassa integrato con i soldi nostri, in un'altra azienda a nero, e quello dell'altra azienda, cassa integrato, viene a lavorare nella sua, se li scambiano, capite? Quindi cornuti e mazziati, prendono i soldi pubblici per la cassa integrazione e poi fanno lavorare i propri dipendenti in nero. Hanno imparato un po' dall'Italia? Non lo so, certo, però il problema è che non lasciano ricchezza qui, è questo il tema di cui bisogna parlare. E ogni volta che fanno controllo con la finanza trovano l'85% di irregolarità, cioè fatti 100 controlli, da loro 85% ha l'85% dei casi ci sono sempre irregolarità. E pensate che a Venezia delle 100% di attività, diciamo, cinesi, il 71 è legato al turismo. Quindi hanno trovato la gallina dalle uova d'oro. Ancora Ignazio cosa dice? I contratti dei vaccini, questi sconosciuti, intanto si parla di denuncia, per quale motivo? Mi ha risposto, ma non possiamo fare niente, ma ci stanno portando alla rovina, ci sarà pure un modo, certo, non quello che diceva Walter prima, poco fa, dovremmo farci sentire, dovremmo vederci crescere, parlarne su tante piattaforme, cercare di capire e spingere la nostra politica. Ognuno di noi conosce un politico che ci dia l'esempio di questa alta politica di cui tanto parlano, no? E che si confrontino con il mondo reale, perché sennò è veramente un macello. Bene, ci vediamo stasera, Ringa, alle 21. Litigano AstraZeneca, Ignazio, perché ovviamente manca il 75% delle forniture, mi pare, no? C'è un crollo di questo tipo, c'è poca chiarezza, ma poca chiarezza su quali contratti vuole l'Unione Europea e quelli di Pfizer, e noi possiamo vederli che sono pieni di omissis, l'abbiamo fatto vedere anche l'altra sera. Dove sono le cose che vogliamo capire del contratto Pfizer, visto che è pieno di omissis, e quindi con AstraZeneca sarà uguale? Speriamo ovviamente il Reitera, che però purtroppo arriverà molto tardi a giugno. Grazie a tutti, buona giornata.